Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, beneditelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà è per ogni generazione. Noi che siamo gli abitanti di questa terra, tutti insieme a tutti gli altri che tra poche ore o in questo momento o poche ore fa si sono radunati per adorare il nome del Signore, siamo qui per adorare il nome del Signore. E il Salmo 100 ci viene in aiuto a questo, perché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandare grida di gioia al Signore, servire il Signore con letizia, presentarsi gioiosi a Lui, riconoscere che il Signore è Dio, entrare nelle sue porte con ringraziamento, celebrare e benedire il suo nome. Cantiamo voi tutti abitanti della terra. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità. Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e con lode, lodate e benedite il nome del Signore. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Camminate nel bene e nella verità, e nella verità, e Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che sono puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Che bello questo salmo, perché in 5 versetti, come si può vedere dai versetti messi sulla TV, in 5 versetti descrive appieno tutto quello che dobbiamo fare e i sentimenti di cuore che dobbiamo avere per adorare il Signore. Sono 7 le azioni che compaiono in questo salmo che ci descrivono come adorare il Signore. Versetto 1, mandate grida di gioia al Signore, nel primo versetto, che è strettamente collegato a quello che accade nella settima azione, nell'ultima, ovvero benedite il suo nome. Quindi la prima e la settima azione collegate tra di loro, benedire il nome del Signore, mandare grida di gioia. Cosa vuol dire? Vuol dire siamo qua, ci stanno vedendo tutti quelli che passano, ci stanno vedendo tutti quelli che sono su YouTube,
e noi annunciamo che Dio è il nostro Signore. Annunciamo a grande gioia, con grande grida, queste cose qua. Non lo facciamo in silenzio, non lo facciamo sussurrando, non lo facciamo sibilando, ma se qualcuno venisse in questo momento, in questo istante, noi saremmo lì pronti a dire Gesù Cristo è il nostro Signore. Guardiamo invece la seconda e la penultima azione, cioè la seconda e la sesta: servire il Signore e celebrare il suo nome. Non siamo solo qui a annunciare il suo nome, ma siamo qui in sentimento di servizio, ovvero dare i nostri doni a Lui, ridare i nostri doni a Lui, dare tutta la nostra essenza a Lui, adorare il suo nome proprio servendolo, celebrandolo all'interno dell'assemblea con spirito di servizio. Addentriamoci verso il centro di queste azioni, ovvero la terza e la quinta: presentarsi a Lui ed entrare nelle sue porte. Noi siamo entrati qui, in questo luogo, ma come siamo entrati? Siamo entrati sicuramente con un cuore, o meglio dovremmo entrare con un cuore pronto a farci vedere da Lui. Sicuramente quando andiamo in un colloquio di lavoro o quando ci presentiamo a una cena di gala o non so, ci presentiamo a un evento molto importante, siamo tutti vestiti bene, giacca e cravatta, magari le donne hanno un bel vestito che hanno pagato sicuramente molto caro, tutte truccate, e noi tutti con la barba rasata. Questo perché? Perché ci vogliamo presentare al massimo delle nostre forze, della nostra bellezza, della nostra apparenza a colui che ci sta invitando in quel momento. Ecco, noi siamo venuti qua in questo momento alla presenza del Signore, Lui ci ha invitato ad entrare nelle sue porte e quindi dobbiamo adorare Lui al massimo della nostra apparenza, ovviamente, ma della nostra apparenza di cuore. Questo perché? Perché vogliamo dimostrare a Lui che lo amiamo attraverso la nostra adorazione. Cantiamo il canto Amare te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo bene davanti a me la mensa tu preparerai e con l'olio tuo mi ungerai ed io traboccherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. E certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'olio tuo mi ungerai ed io traboccherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore,
te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. E questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. E questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Vediamo il centro di questo salmo, il versetto 3, che sarebbe la quarta azione, quella centrale. E qual è? Riconoscete che il Signore è Dio. Ricordiamoci che Dio, Yahweh, è un Dio geloso, è l'unico Dio che esiste e Lui pretende il massimo riconoscendo da parte nostra. E questo è la cosa più importante che avviene nell'adorazione, ovvero riconoscere e prendere coscienza che noi stiamo adorando l'unico vero Dio. E questo concetto, che Dio è un Dio geloso e pretende che l'adorazione avvenga solo a Lui, compare in tutte le altre azioni. Prima azione, mandate grida di gioia a chi? Al Signore. Servite il Signore. Presentatevi gioiosi a Lui. Entrate nelle sue porte, nei suoi cortili. Celebratelo, Lui. Benedite il suo nome. Siamo qui non per adorare o celebrare, servire, amare, tutto quello che abbiamo detto, qualcun altro, qualcosa di indefinito. Siamo qui per adorare il nome di Gesù Cristo. Canto 3, 6 di più. Su ogni potenza, sopra ogni re, più di ogni cosa creata intorno a me, su ogni saggezza e vie che l'uomo ha. Tu eri qui già nell'eternità. Sopra ogni regno e autorità e meraviglie che solo il mondo sa, e più dell'oro che in terra so che c'è, nulla può valere più di te. Pensando a me, solo tu. Su ogni potenza, sopra ogni re, più di ogni cosa creata intorno a me, su ogni saggezza e vie che l'uomo ha. Tu eri qui già nell'eternità, sopra ogni regno e autorità e meraviglie che solo il mondo sa, e più dell'oro che in terra so che c'è, nulla può valere
cacciati da un giardino, Signore, con le conseguenze, Signore, delle nostre scelte. Tu hai scelto tuo figlio, Signore. Veramente possiamo dire sei di più. Sei di più di tutto quello che ho, di tutto quello che abbiamo. Sei di più rispetto ai nostri limiti, Signore. Sei di più di fronte alle nostre inadeguatezze, Signore. In te troviamo consolazione e perdono. Tanto questa mattina gioiamo, possiamo alzare le mani, possiamo levare il nostro sguardo verso di te con riconoscenza, con letizia. Il Salmo ci diceva: mandate grida di gioia, ma veramente possiamo gridare di gioia, Signore, per essere davanti a te questa mattina. Benedici questo culto, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Benedici, Signore, noi tuoi servitori. Benedici chi ci ascolta online, Signore. Sia benedetto il tuo nome. Vogliamo obbedirti e dire: benedetto sia il tuo nome, Signore. Ma vogliamo chiederti anche benedizioni per tutti noi che siamo qui, anche per coloro che non sono qui con noi. Ti chiediamo di benedire, Signore, e di appoggiare e di sostenere coloro che non conoscono ancora il tuo potente nome, Signore. Fallo tu, Signore, con i tuoi strumenti, con i tuoi mezzi. Sia benedetta la tua parola, Signore. Sia benedetto il nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Lode a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Abbiamo cantato prima: altro bene io non troverò che amare te, servire te. È vero, Signore, non c'è un bene maggiore, ma ti amiamo veramente, ti serviamo veramente. La domanda che mi ponevo: ti amo veramente, ti servo veramente, Signore? Tu sai, Signore, tu conosci il nostro cuore, conosci il mio cuore e sai scrutare, conosci i miei sentimenti, le mie emozioni, i miei errori, e ti chiedo, Signore, di cambiarmi e di modificarmi, Signore, perché voglio amare e servire te, Signore, per tutto il resto della mia vita e anche in eterno, Signore. Grazie per il luogo che stai preparando, Signore. Grazie, Signore, perché il sacrificio è stato veramente grande, quello di Gesù. Era solo, così come abbiamo cantato nell'ultimo canto, era solo, sofferente, però guardava tutto quello che era dinanzi, Signore, tutto il popolo che avrebbe riconosciuto, servito Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Re dei Re. Signore, grazie per il culto di oggi. Grazie, Signore, per i credenti in sala. Grazie per le persone che ci ascoltano da YouTube. Grazie per il lavoro che ci hai offerto. Grazie, Signore, per il cibo che abbiamo sulle nostre tavole. Grazie per tutto. Signore, ti chiediamo di stare accanto alle popolazioni che sono sotto l'inondazione, hanno ancora quel terrore che gli argini dei fiumi ancora, Signore, possano ancora riempirsi di acqua e quindi buttare acqua ovunque, Signore. Proteggili, le donne anziane, le persone fragili, i bambini, Signore. Proteggi le popolazioni dell'Emilia Romagna, Signore. E dopo tutto questo, Signore, elargisci una grossa benedizione di salvezza attraverso Gesù Cristo in questa regione, Signore. Noi pregheremo tutti i giorni per loro. Pregheremo, Signore, il tuo santo e grande nome. Amen. Amen. Signore, voglio dirti grazie perché ci incoraggi a mandare grida di gioia. Il mondo esulta e ci ha insegnato ad esultare per tanti motivi, e forse mandare grida di gioia per te sembrerebbe un po'
po' strana, un po' inusuale. Giustamente come diceva il fratello, l'unico motivo per il quale possiamo esultare sei tu. Signore, perché sei la nostra pace costante, il nostro conforto in mezzo alle difficoltà, sei l'unico degno di essere lodato per ciò che fai ogni giorno e per ciò che hai fatto con tuo figlio, Signore. Io voglio veramente esultare con tutto il mio cuore, perché a te veramente c'è la dignità di tutta la lode che proviene dai nostri cuori. Per questo ti benedico nel nome di Gesù. Amen. Benediciamo te, Signore, e ti adoriamo, Signore. Grazie perché in te possiamo gioire, grazie perché siamo alla tua presenza, grazie a quella via vivente che il Signore Gesù ha inaugurato, Signore, attraverso quella croce, Signore, attraverso quell'opera che tu hai mandato a fare, che Lui volontariamente, Signore, ha dato la sua vita, Signore. Lo ha fatto per amore nostro, l'ha fatto per amore della sua creatura. Grazie, Signore, perché ti apparteniamo, grazie perché siamo il tuo popolo e vogliamo gioire e rallegrarci in te, Signore, questa mattina, adorandoti, benedicendoti e innalzando il tuo nome, Signore. Vogliamo celebrarti con tutto il nostro cuore e dirti grazie, grazie, Signore, per l'opera che hai compiuto. Continua l'opera tua in ognuno di noi e benedici, Signore, la tua Chiesa. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie caro Padre di essere entrato un giorno nella mia vita. Grazie caro Padre perché hai avuto pazienza, ce ne hai ancora. Grazie perché anche se sbaglio tu sei lì a dirmi coraggio. Signore, è bellissimo sapere di essere entrato nelle tue grazie. Io Signore continuerò a ringraziarti ogni giorno appena apro gli occhi. Grazie perché sei la prima cosa che mi viene in mente e mi fa andare a dormire con serenità. Grazie perché c'è tutto in te. Io Signore oggi sono qui a lodarti, a ringraziarti, perché tu meriti costantemente i nostri ringraziamenti. Hai deciso, senza che nessuno ti chiedesse niente, di prendere tuo figlio, metterlo in croce e salvarci le vite. Grazie Padre, incredibile gesto che noi non potremo mai capire fin quando non ti incontriamo. Grazie di tutto quello che continui a fare per la nostra vita. Nel nome santo di Gesù noi ti lodiamo. Amen. 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 Il versetto 3, collegato all'azione centrale riconoscere che il Signore è Dio, si collega perfettamente a tutte le preghiere che avete fatto, perché in tutte le preghiere che avete fatto noi abbiamo riconosciuto le qualità che ci vengono descritte nel versetto 3, ovvero che Egli è il nostro Signore, che Egli è il nostro Dio, che Egli è il nostro Creatore, Lui che ci ha fatto, che noi siamo Suoi, quindi Egli è il nostro proprietario. Siamo Suo popolo e gregge, Egli è il nostro pastore. Lo avete detto voi, avete enormemente descritto tutto quello che il Signore ha fatto nelle vostre vite, tutto quello che vi mette nel cuore, le sue qualità, quelle di creatore, proprietario, pastore, Dio e Signore, sono le proprietà che vengono fuori quando noi con soggezione e con timore ci presentiamo a Lui ad adorarlo. Quindi il mio invito per me e per noi stessi è ragioniamo su queste qualità, capiamo cosa vuol dire per la nostra vita che siamo Suoi, che siamo Suo popolo, che ci ha creato. Facciamolo adorando, facciamolo benedicendo il Suo nome. Canto 4, benedetto è il nome del Signore. Lode al nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo.
fragile, lode il nome tuo e tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. E quando scenderà la notte e sarà ancora lì, benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. E benedetto il nome del Signore, e in glorioso nome di Gesù. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. E benedetto il nome del Signore, e in glorioso nome di Gesù. E benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. E benedetto il nome del Signore, e in glorioso nome di Gesù. Tocca a voi. Avete qualche testimonianza, qualche cosa che ci volete dire riguardo alle qualità di Dio che abbiamo visto questa mattina tramite la nostra adorazione a Lui? Io penso che ancora una volta dobbiamo pensare all'onnipotenza di Dio, al suo disegno onnipotente, alla sua forza immensa che supera la nostra, e sì, lo sapevamo tutti, ma quando dico che supera la nostra, certo che lo sappiamo tutti, ma dobbiamo sempre riflettere su questo fatto. Lui può tutto, e il nostro limite spaziale, temporale, di azione non può fare altro che piegarsi a Lui e alla sua volontà. E quindi quest'ultimo canto, benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, è una specie di dichiarazione definitiva. Noi benediciamo il nome del Signore, diciamo lode al nome tuo, perché tu hai una potenza estrema, Signore, e hai un obiettivo, un disegno, un progetto. Una parte di questo progetto noi lo conosciamo perché è scritto nella scrittura, e una parte ci sfugge. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Amen. Amen. Allora, come di consueto su YouTube tutti i giorni ascolto la riflessione sul sito Parola della Grazia. Bene, intanto voglio ringraziare tutti i canali YouTube che si occupano di questo servizio, cioè di condividere la parola del Signore online, che è un bellissimo servizio che lo si fa gratuitamente, così come lo facciamo noi, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo dare. Quindi intanto faccio questa premessa. Oggi si parlava dell'Apostolo Paolo, no? Loro hanno posto enfasi su due versetti, il capitolo 9 degli Atti, versetto 5 e 6, dove dice: chi sei, Signore? Signore, che vuoi che io faccia? Questa è la risposta di Paolo, no? Quando è stato folgorato sulla via di Damasco, quando sulla via di Damasco ha ricevuto questa voce imponente e forte del nostro Signore, e lui risponde in questo modo. Tanti di noi dicono: boh, ma io non ho mai ricevuto questa voce, sono mai stato folgorato sulla via di Damasco. E invece, se riflettiamo bene, tutti noi abbiamo ricevuto una chiamata, chi più chi meno, a via Roma, in via Croazia, dove ci trovavamo, al lavoro, in famiglia, chi è cresciuto in una famiglia cristiana, chi ha subito un incidente, un infortunio come il mio, chi invece
semplicemente perché gli è stato regalato una Bibbia, un Vangelo, ed ha potuto parlare con uno dei Gedeoni. Ma voglio fare un appello soprattutto ai giovani, perché voi sulla via di Damasco ci siete stati e ci siete attualmente ogni domenica. Chi suona la tastiera, grazie per il servizio, chi canta, chi suona la batteria, chi suona il basso, chi ha la telecamera, chi controlla lo streaming, chi ha il computer Mac, chi ha le proiezioni e chi controlla il mixer. Sulla via di Damasco ci tornate ogni domenica, perché ogni domenica ci sono questi versetti, queste bellissime parole che cantate, ascoltate, proiettate. Voi dovete solo rispondere come ha risposto Paolo: Signore, cosa vuoi? Cosa devo fare per te? Una risposta semplice. Dovete decidervi, perché sulla via di Damasco ci tornate e ci ritornerete ancora. E ci state attualmente, siete lì, siete su questa via attualmente. Ma anche agli adulti faccio questo appello e questo invito, perché forse questa domenica state ricevendo questa chiamata, ma non state rispondendo in maniera corretta. Amen. Amen. Vorrei leggere Proverbi 3, il versetto 5. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa. Questa settimana me l'ha dato 3 volte questo passo. Tante volte abbiamo dei pensieri, dei desideri che non sono allineati con quelli del Signore e ci richiama sempre a rimettere Dio al centro e rivedere i nostri desideri con la parola di Dio. Che questo possa essere un aiuto per chi ha ascoltato questa parola. Grazie. Mentre cantavamo nel canto di prima, tu doni e porti via, dicevo a un certo punto in questo canto, per sempre sceglierò di benedire te. È un po' quello che Davide nel Salmo 84 dice: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. È una scelta quello di benedire il Signore anche quando le cose non vanno come vorremmo che andassero. Giobbe diceva: Dio ha tolto, Dio ha dato, benedetto il nome del Signore, con il contrario comunque. Quindi nel momento in cui il Signore ci toglie qualcosa, benediciamo il Signore. Nel momento in cui ci dà qualcosa, benediciamo il Signore. Però penso che quello che ci dà è più di quello che ci toglie, perché quando ci toglie qualcosa è sempre per il nostro bene. E quindi se riguardiamo indietro alla nostra vita, il cammino che facciamo col Signore ogni giorno, vediamo come Lui ci è sempre accanto e fa sempre ciò che è meglio per noi. Forse non lo comprendiamo, a volte diciamo: ma perché mi è successa questa cosa? Ma scegliamo di benedire il Signore. In qualunque cosa accade nella nostra vita, sappiamo che Lui è sovrano sulla nostra vita, è sovrano su questo mondo, è sovrano in cielo e in terra. Quindi celebriamolo e benediciamolo in ogni momento. Grazie. Io voglio ringraziare il Signore per la sua grandezza, perché venerdì ci siamo incontrati io e José, che stava mangiando, io stavo prendendo le cose per casa, che era il compleanno di mio figlio, e abbiamo avuto modo di parlare, no? Abbiamo parlato del più del meno, non c'è stato un discorso, però mi ha colpito una cosa che lui mi ha detto, che suo figlio rimane dentro la sua stanza e molto sui social. E lì ci ho visto la grandezza del Signore, perché? Perché il Signore combatte in continuo, perché oggi questo è il mondo, i ragazzi che si isolano dal mondo. Come posso io arrivare a un ragazzo che è dentro una stanza? Ecco perché l'importanza del social, ecco perché il Signore usa quest'arma
per arrivare a quelle persone. Cioè, quando ci domandiamo cosa serve tante cose, andare su YouTube, andare su social, andare a fare tutto il lavoro che viene fatto, e dobbiamo ringraziare tutti i giovani per questo, è questo, arrivare a quelle persone che sono isolate. E ricordiamoci che questo isolamento chi è che lo vuole? Lo vuole il nemico, perché se loro sono isolati, il Signore non arriva, ma il Signore arriva. E lui è un'astuzia, come si dice, è un piano di guerra che c'è in questo istante, che noi non sempre ce ne accorgiamo. Per questo io voglio ringraziare questa grandezza del Signore che lavora in ogni ambito, in qualsiasi cosa. Dicevamo oggi, stamattina, io ho visto, c'è stata questa distribuzione dei 1000 calendari. Dove arriveranno, dove andranno, non è nostro sapere, ma il Signore sa dove deve arrivare e sa dove vuole arrivare. E noi dobbiamo pregare per questo. Grazie. Due tipi di commenti, perché due tipi di riflessioni, di testimonianze. Giovanni e Anita hanno spiegato bene quello che è già stato detto stamattina, ovvero questa perfetta sinergia che c'è tra il riconoscere le qualità del Signore, ovvero che siamo Lui è il nostro proprietario, e noi vediamo questo e lo lodiamo, e più lo lodiamo più capiamo. Loro hanno spiegato meglio questo concetto. E poi gli altri tre tipi di commenti, ovvero Vito ha parlato dell'onnipotenza di Dio, di un suo piano inesorabile, inequivocabile. Stessa cosa che ha detto Gianni, facendo un esempio di questo piano che va avanti e di un meccanismo di questo piano, e Salvatore ha spiegato meglio questo concetto, che questo piano poi si concretizza in qualcosa che è una chiamata dal Signore. E il Salmo 100 ci viene in aiuto col versetto che non avevamo ancora letto, versetto che è incomprensibile senza la luce di tutte quelle cose che abbiamo appena detto. Versetto 5: poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Abbiamo parlato di tante qualità del Signore, ma qua una qualità viene fuori, ovvero l'amore. Qual è, la congiuntura, qual è il punto finale a cui punta l'amore di Dio? È la nostra salvezza. Quella è la nostra chiamata. Noi siamo stati chiamati per essere salvati. Questo piano è inesorabile, è partito, se ne era reso conto Davide, ispirato 3000 anni fa, e poi è stato messo sia su carta che su esistenza 2000 anni fa col sacrificio del Signore. Questo è il piano inesorabile di Dio. 1 Giovanni 1,9 viene in nostro soccorso. Come funziona questo piano di Dio? Funziona che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è il massimo potenziale dell'amore, che quando uno vede qualcuno che fa un torto verso di lui, non importa di quel torto, lo pago io per te. E adesso siamo qui a riflettere su questo prezzo che il Signore ha pagato, e l'ha pagato tramite la sua morte. Questo è la massima perfezione del versetto: il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno. Questo piano inesorabile andrà avanti fino a quando lo stabilirà Lui e tutti quanti verranno chiamati, come diceva Salvatore. La sua fedeltà non si fermava a Davide, ma va avanti per ogni generazione. Vorrei chiamare Gianni a dare supporto. Signore, grazie per la tua bontà, Signore, grazie perché tu sei buono, grazie perché tu non hai voluto giudicare il mondo, ma l'hai voluto salvare il mondo. E questi simboli sono esattamente quello che tu hai fatto, Signore. Hai dato te stesso
per salvare noi che eravamo indegni, Signore. Noi per questo ti vogliamo ringraziare per la tua grandezza, per la tua maestà, Signore, per il tuo essere al di sopra di tutto, Signore, e vogliamo ringraziarti per la tua perfezione, Signore, perché il tuo piano è perfetto. E qui abbiamo davanti a noi proprio quei simboli che rappresentano anche questa perfezione, perché tu hai reso perfetto questa salvezza, ma non l'hai reso perfetto alla croce, ma l'hai reso perfetto alla risurrezione, Signore. Che tu sei risorto e sei vivo in mezzo a noi, Signore. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai per noi ogni giorno. Amen. Amen. Alla luce di quello che abbiamo detto in questo momento, se non metto troppo a disagio il gruppo di lode, il gruppo tecnico, per prepararci anche al messaggio di Riccardo, vorrei ricantare il primo canto, Abitanti di tutta la terra.
Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità, e nella verità Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Entrate nelle sue porte e con ringraziamento e con lode, lodate e benedite il nome del Signore. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, e camminate nel bene e nella verità, e nella verità Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. Bene, chiamerei Riccardo per la predicazione. Oggi vogliamo fare il compiacimento ai nostri giovani. E una delle cose che mi ha colpito in questo grave disastro dell'Emilia-Romagna è la risposta dei giovani. E questo è stato un messaggio molto, molto significativo, molto forte, molto stimolante per noi adulti. Dicevano proprio che il Covid in qualche modo ha bloccato un po' tutto questo, ha quasi inibito questo desiderio di guardare verso il futuro. E invece proprio dicevano i giornalisti, guardate, è stata una scena meravigliosa che da tutta Italia sono arrivati ragazzi sporchi di fango fin qui perché credono nel futuro, guardano al futuro, e questo dovrebbe essere la forza che ci spinge verso il futuro a tutti noi. Una matita utile, chi non ha avuto tra le mani una matita? Una matita utile nelle mani del Creatore. Questa mattina continuiamo un po' la riflessione sul libro dell'Ecclesiaste. È un libro che quando si legge c'è una forma di pessimismo, ecco, a volte si avverte questo pessimismo, in realtà serve per far vedere il nuovo. Ecco perché ho pensato a questo versetto di Paolo: se dunque uno è in Cristo, in qualche modo oggi il culto ci ha riportato nella direzione centrale dell'opera della croce. Egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Credo che oggi la sfida, ogni volta che ci incontriamo, è rinnovare il nuovo o ricercare il nuovo, in qualche modo che dia una spinta, che ci spinga o che siamo attratti verso il futuro. Vorrei farvi vedere un video che ho trovato sui canali social.
Se non va... Sì, un po' di pazienza. No, non c'è problema. Eccolo qua. Però. Ok. Ricorda queste 4 cose e sarai la persona migliore che puoi essere. Primo, guarda questa matita. Sappiamo che affinché diventi una matita utile, di volta in volta bisognerà farle la punta. Beh, se questa matita potesse urlare, potremmo immaginare quanto sarebbe doloroso, ma è quello che serve per renderla una matita utile. La vita è più o meno uguale. Le esperienze dolorose e le sfide arrivano a tutti noi, ma è attraverso queste opportunità che costruiamo il carattere e cresciamo. La seconda cosa da tenere a mente è che saremo in grado di correggere molti degli errori che faremo lungo la strada, proprio come questa gomma. Quindi impariamo che i nostri errori non sono errori, sono lezioni che possiamo usare per fare meglio in altre occasioni. Terzo, proprio come questa matita, ogni posto dove passerai, per così dire, lascia il segno. Stai scrivendo la tua storia e non smettere mai di scrivere. E quarto, ricorda sempre che la parte più importante di te è quello che c'è dentro. Ci sono 4 cose che devi sapere prima di uscire nel mondo. Ricorda queste 4. Ok, 4 cose da ricordare. Ho pensato alla matita per diversi motivi. Una perché ci è capitata tra le mani, ma anche ho immaginato un Dio creatore che abbia una matita in mano, che partendo dal cosmo, dalle cose che non abbiamo e l'uomo non ha ancora scoperto, inizia a scrivere, inizia a disegnare la creazione, che Genesi ci dice che è molto buona. A volte questo Dio creatore fa dei lunghi segni, no? Come capita al pittore sulla tela, fa dei grandi segni, ma poi si ferma nel dettaglio. Incomincia con la penna o con la matita, possiamo dire, col pennello, a definire i dettagli di questa creazione meravigliosa. E credo che tra i dettagli c'è proprio l'umanità, che in qualche modo al 6° giorno ha preso vita, ha incominciato ad esistere. Un'arte creativa. Un'altra considerazione che ho fatto pensando a un Dio che disegna, che crea e che non aveva bisogno di cancellare nulla, non aveva bisogno di una gomma, non ci fu nessun errore, perché parliamo di un Dio perfetto, santo, potente, lo abbiamo anche rievocato questa mattina, eterno, era già lì dall'eternità, generando la vita e l'ha lasciata nelle mani e nelle competenze di Adam, che non è solo il nome di Adamo al maschile, ma rappresenta l'umanità caratterizzata dall'uomo e la donna. Questa mattina cercheremo di guardare come la vita si è trasformata fuori da quel giardino a causa di una scelta deliberata di non seguire più le indicazioni di colui che aveva nelle proprie mani quella immaginaria matita che ci avrebbe consentito di scrivere la vita in modo diverso, all'interno di una relazione feconda, piacevole, anche gratificante. L'uscita significava intraprendere un cammino diverso, più faticoso, caratterizzato anche dal dolore, dalla fatica, subentra la morte. Questa non ci abitueremo mai alla morte, qualcosa che è venuto dopo. La vita avrebbe avuto un inizio ma anche la fine. La polvere che Dio ha utilizzato per generare la vita è la stessa che avrebbe segnato il fine vita. Ha lasciato che ci fosse per un tempo il libero arbitrio nel decidere, valutare. Nella circostanza Dio poneva dei limiti, ma questi non sono stati accolti, piuttosto superati a causa di una mancanza di fiducia in colui che aveva posto i limiti. Il libero arbitrio diventa piuttosto un servo arbitrio, ovvero le scelte sono condizionate da altri fattori che ancora oggi condizionano la nostra vita. Pertanto Dio ha qualcosa da dire. Stabilisce nuove regole, offre nuove prospettive che possono ripristinare in parte, lo ripeto, in parte, le condizioni primordiali. Genesi 3, capitolo 3, dal versetto 14, leggiamo dalla parola del Signore: allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche.
Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Come si sarebbe vissuto fuori da quel giardino? L'autore del video ci dice alcune cose e ci chiede di ricordarle. La prima è che la matita deve essere appuntita o temperata dal temperino, e se potesse segnalare quel dolore significa che la vita è caratterizzata anche da esperienze dolorose, ma sono opportunità per affinare il carattere e crescere. La seconda considerazione che fa è che se si commetteranno degli errori, pertanto si potrà utilizzare la gomma che è sulla parte opposta alla punta. Questa è l'occasione in cui ci si può rialzare per riprendere il cammino. La terza è che abbiamo l'opportunità di lasciare un segno, e questo è quello che mi ha colpito molto, lasciare un segno della nostra presenza o passaggio che lasci un ricordo, una memoria. Quarto e ultimo aspetto è il valore di sé. Abbiamo significato e valore. Perfino il nostro corpo ci dice chi siamo e ce lo ricorda. Siamo Adam, siamo umanità caratterizzata da femminilità e mascolinità. 4 cose da sapere prima di uscire nel mondo. Il video inizia così, con questa frase. Potremmo integrare questo ragionamento e poterci dire questa mattina: ma prima di uscire del mondo, prima di uscire, scriviamo la nostra vita con le nostre capacità, con le nostre potenzialità, con le nostre risorse, oppure decidiamo di lasciarci aiutare, supportare, dirigere da colui che ha il potere di fare e realizzare ogni cosa buona, tenendo conto anche delle nostre inadeguatezze? In realtà, in sintesi, potremmo anche dirci: ma viviamo con uno scopo? Ecco che il libro dell'Ecclesiaste, stiamo per entrare, ci aiuta a scrivere la vita nel miglior modo possibile e nelle mani di un artista di eccellenza. Chi scrive è un re che si sente inadeguato per dirigere il suo popolo e prima di iniziare il suo regno, quindi prima di uscire nel mondo e farne parte, chiede aiuto. Urla il suo bisogno di scrivere la sua vita nelle mani del suo creatore. Mentre sta adorando Dio, stiamo parlando di un credente, riceve rivelazione. Questo per dirci che nella relazione con Dio che noi troviamo a pagamento, troviamo risposte. Non possiamo trovare risposte da Dio quando siamo lontani da Dio, ma è nell'adorazione, nell'incontro intimo con Lui che Lui ci parla. I veri cambiamenti avvengono quando urliamo il nostro bisogno di Dio e siamo davanti a Dio. Prima Re, capitolo 3. Pensiamo a questo momento particolare per la vita di Salomone. Prima Re, capitolo 3. Ora, o Signore mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide mio padre, e io sono giovane. Guardate la fragilità che viene espressa, dichiarata. Sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Dai dunque al tuo servo un cuore intelligente,
perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Sono giovane e non so comportarmi. Di solito il giovane si sente forte, a tratti onnipotente, ha nelle mani virilità e forza per scegliere. Ma Salomone rivela la sua inadeguatezza. Sente il bisogno di discernere il male dal bene, tagliare, distinguere, affinché ci sia un buon governo nella sua vita e in quella del suo popolo. Libero arbitrio o servo arbitrio? Cosa sceglierò per me e per il mio popolo? E dato che siamo stati cacciati fuori da un giardino, sarà difficile essere veramente liberi, perché la libertà, come abbiamo anche ricordato venerdì sera, è nel rientrare in quel giardino che ci consente di avere relazione con Dio. La domanda oggi è questa: possiamo rientrare in questo giardino? Quali sono le condizioni che ci consentono di rientrare virtualmente in questo giardino? E bisogna porsi questa domanda: vuoi essere una matita utile nelle mani del Creatore? Ecco, il testo di Ecclesiaste deve rispondere, esige una risposta da ciascuno di noi. Provoca, in un certo senso, ci fa vedere che non c'è nulla veramente che possa essere quel di più che abbiamo cantato questa mattina, esplora in un certo senso, è un po' come un viaggiatore, questa saggezza viaggia, però non trova risposte, perché è un guardare in modo orizzontale. Allora Ecclesiaste fa una critica alla realtà di quello che c'è sotto il cielo per portarci sopra il cielo, di mettere insieme le cose. Il credente vive la realtà delle cose, dei fatti, ma integra nelle scelte, nei pensieri, la presenza e la guida di Dio. Leggiamo dalla parola di Dio, rileggerò anche i primi versetti del capitolo 1 che sono stati oggetto di riflessione la volta scorsa e poi ci concentreremo sulla seconda parte. Vanità delle vanità. Anzi, leggo pure l'intestazione. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per rincominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio. Più di quanto l'uomo possa dire, l'occhio non si sazia mai di vedere, l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. E poi c'è questo ragionamento, questo pensiero personale. Si entra nell'io, cioè in quello che sto vivendo io e sto esplorando io. Guardate che il rapporto con Dio è un rapporto che prevede la responsabilità. Ci coinvolge in prima persona. E così l'autore dice, io l'Ecclesiaste
sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affaticano. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto parlando in cuor mio, ecco io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dov'è molta saggezza c'è molto affanno e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Vogliamo pregare. Signore, davanti alla tua parola, Signore, noi vogliamo acquistare saggezza. Quella saggezza, Signore, che ci lascia conoscere e sperimentare una relazione con Te. Grazie per come ci hai creati, per la bellezza del corpo, per la bellezza dell'anima, per la bellezza di poter appartenere e di vivere in una comunità più ampia. Non ci hai lasciati soli, ma ci hai messo all'interno di una relazione, di un gruppo di persone, di un'umanità, Signore, che ci consente di confrontarci e di trovare forza e sostegno, ma anche gioire. Pertanto questa mattina, Signore, vogliamo pregarti perché Tu possa utilizzare le nostre vite per scrivere qualcosa di significativo, che lasci un segno, che ci dia un valore e che possa fare del bene anche agli altri. Non vogliamo tenere per noi le ricchezze della Tua grazia, piuttosto le vogliamo condividere, rendere note, portarle laddove andrà la Tua parola. E Te lo chiediamo solo nel nome di Gesù. Amen. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Questa fu una delle domande che troviamo ai primi versetti. Cosa sto realizzando con la mia vita? E usando quella ipotetica matita, cosa sto disegnando? Il Signore ci vuole togliere dalla monotonia della routine e soprattutto ci indirizza alla ricerca del nuovo. Il sole sorge e tramonta, il vento soffia, qui a Udine, qui soprattutto in questa zona sud della città, sentiamo anche la bora. I fiumi si muovono sempre verso, seguendo la stessa direzione, vanno verso il mare e quando questo non accade è quando rompono gli argini. Ci troviamo nel dramma di un'alluvione che in questi giorni ha procurato morte e distruzione in Emilia-Romagna. Un pensiero a tutti coloro che sono nel lutto, che hanno perso i loro averi, le imprese non più produttive e i costi di una ricostruzione miliardaria che sarà anche necessaria. Che profitto ha l'uomo, Adam possiamo dire? Che profitto ha l'umanità da tutto questo? Nulla, se si basa solo su quello, perché come abbiamo visto in questi giorni si può anche perdere tutto. C'è forse, versetto 10, un'altra domanda, qualcosa di cui si possa dire guarda, questo è nuovo? Questa è una domanda importante, perché le domande servono per muovere qualcosa dentro di noi, portarci a un ragionamento. Purtroppo nella drammaticità anche degli eventi non troveremo nulla di nuovo sotto il cielo. Ora siamo anche aggravati da situazioni climatiche, spesso si dice il clima è impazzito, la nostra Italia sta cambiando, sta subendo altre forme di clima. Mi sono chiesto
cosa possiamo fare? Beh, questi giovani ci hanno insegnato che si può fare qualcosa, si dà una mano, è vero, si prende la pala degli stivali e si fa qualcosa. Si potrebbe mettere in atto un'etica ecologica, incominciare a pensare come evitare il peggio. Tutti si stanno chiedendo cosa possiamo fare, rispettare di più la natura e ridimensionare la cementificazione, si è parlato in questi giorni di questo. Costruire case in luoghi meno pericolosi, potenziare e rafforzare gli argini, ripulire gli alvei dei fiumi, costruire dighe in modo tale che si possa già immagazzinare acqua quando ci sono i momenti critici, ma quando manca l'acqua, ma nello stesso tempo pensare ad una diga che sbarri quando l'acqua ce n'è in esubero. Ma una cosa possiamo fare subito: cambiare il nostro cuore, perché dal cuore partono le scelte anche etiche, morali, spirituali, quelle che ci consentono di dominare e curare il creato, come era nel principio, nonostante la creazione sia sotto l'influenza del peccato e che attende una vera riforma. Vediamo prima la condizione del creato, perché a volte sfugge questo particolare, e poi vediamo cosa ci permette di guardare anche al futuro. Andiamo a leggere nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 18. Infatti io ritengo, dirà Paolo, l'Apostolo Paolo, Salvatore prima parlava del Saulo da Tarso, Saulo folgorato sulla via di Damasco. Pensate questo uomo come è maturato nella fede e cosa è in grado di scrivere dopo poco tempo. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora, quindi oggi compreso, tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Non tutto è dovuto all'incuria di Adam, che avrebbe la responsabilità di gestire la creazione, ma vi sono anche gli effetti legati all'uscita da quel giardino, che hanno influenzato in termini negativi anche la creazione di Dio, che era buona, disegnata bene, ogni elemento al posto suo. Versetto 10, lo ripeto ancora, c'è questo tentativo di trovare risposte, c'è forse qualcosa di cui si possa dire guarda, questo è nuovo? Certo che c'è, basta solo cercarlo nella storia, e che avrebbe rivoluzionato il mondo di quel tempo e il mondo contemporaneo. Ha un nome, è una persona e si chiama Gesù. Seconda Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, c'è una condizione, ecco. Questa è la responsabilità che è in capo a ciascuno di noi. Se dunque uno è in Cristo, egli è, non sarà, è, c'è uno status, una condizione, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Parliamo proprio del nostro cuore. E sicuramente riusciremo a scrivere qualcosa di nuovo che lasci un segno, forse solo un trattino, solo un piccolo trattino della nostra presenza in questo mondo, partecipando e non solo facendo le stesse cose, ma dando colore, ecco l'artista, sapore, sale alle cose che facciamo, disegnando con la matita la presenza di Dio
lasciando vedere il cielo su ciò che facciamo in terra. Ascoltando il video, abbiamo trovato 4 indicazioni utili per far parte di questo mondo, per entrare a far parte di questo mondo. Si potrebbe dire 4 cose da fare per abitare questo mondo. Ne vediamo 2 questa mattina in conclusione del capitolo 1. Ricercare la saggezza. Se è vero che manca qualcosa nella mia vita, se lo riconosco, allora lo cerco. Come cerchiamo le cose, a volte ci serve qualcosa e dipende dalla passione che abbiamo, ma quando abbiamo una passione, una necessità, un bisogno, quella cosa ci impegniamo a cercarla. Siamo fatti così. Abbiamo bisogno. Ricerca la saggezza. Versetto 12, lo rileggo, e 13. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore, guardate questa ricerca, a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Non ha lasciato nulla di intentato. Occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Il cuore è il centro della persona umana. Nel linguaggio ebraico il cuore rappresenta tutta la persona. È un vero lavoro perché dice: ho applicato il cuore a cercare e a investigare tutto ciò che si fa sotto il cielo e ho visto tutto ciò che si fa. E poi fa anche una considerazione negativa, perché è anche un'occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini. Che significa? Sembrerebbe un Dio che nasconde, crudele, che si impegna a distrarre, a nascondere le cose, a non farle scoprire. In realtà non è così, è proprio il contrario. Desidera che la nostra vita sia caratterizzata dalla sua compagnia e sia coinvolto nelle nostre scelte. Ecclesiaste capitolo 2, versetto 26, poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma al peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. O si corre dietro al vento, o vi posso garantire che è impossibile correre dietro al vento. A volte ce l'hai di fronte, a volte ce l'hai alle spalle, a volte in autostrada ti dà uno strattone alla macchina. Non è mai capitato questi giorni? Magari anche con i finestrini aperti, un po' aperti, tutum, si sente il colpo. Non possiamo né racchiuderlo né contenerlo e né inseguirlo. Certamente con la conoscenza di oggi possiamo trasformare però in altra energia, dall'eolico si va a qualcos'altro. Ma nel testo l'idea è che senza Dio non sperimentiamo la vera felicità. Chi sta facendo l'indagine è colui che ha avuto più saggezza di tutti i re di Israele. Pertanto non ce n'è un altro. I libri di scienze, le conoscenze architettoniche, ancora quelle di oggi, pensiamo alla costruzione del Tempio, prendevano spunto dalla saggezza di Salomone. Sul suo parlare prendevano spunto scienziati, architetti, funzionari dello Stato, le leggi, per condurre la città, perfino gli artigiani. Ancora oggi, quando si fa un compiacimento a qualcuno, si rievoca la saggezza di Salomone. Ma nonostante abbia investigato, non ha trovato nulla che avrebbe appagato senza la presenza di Dio nella sua vita. È una caccia senza risultato, quantomeno è una caccia che non porta da nessuna parte. Pertanto la saggezza, in fin dei conti, non cambia la realtà. Non può cambiare la mia realtà. Io, l'Ecclesiaste.
Perché? Perché siamo stati cacciati da un giardino e abitiamo in un altro luogo, caratterizzato dalla presenza e dall'influenza del peccato. Ma Dio non lascia a piedi nessuno. Offre speranza nel riorganizzare le nostre singole vite per offrirci sapienza e che ci rende felici. Se rileggiamo il versetto 21 di Romani 8, nella speranza, dirà Paolo, che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Possiamo guardare al futuro. C'è qualcosa che Dio deve ancora fare. Tra il già e non ancora, noi siamo in questa fase. Vogliamo parlare delle conseguenze della sapienza? Secondo aspetto della riflessione. Allora, oltre a non cambiare la realtà, può far aumentare il dolore nella nostra vita, può farci anche del male. Versetto 18 di Ecclesiaste, capitolo 1. Infatti, dov'è molta saggezza, c'è molto affanno, e chi accresce la sua ricerca, la sua scienza, accresce il suo dolore. Mi sono chiesto, ma per caso si sta dicendo viva l'ignoranza? È questo il senso? Com'è possibile che la nostra crescita in conoscenza faccia crescere anche il dolore? Si vuole solo dire che la ricerca non ci aiuta a trovare la soluzione. Quella soluzione di cui abbiamo bisogno. Favorirà la frustrazione, il dispiacere, il dolore, la sofferenza. La maggiore conoscenza ci offre una ulteriore comprensione del problema, perché il tentativo, lo sforzo è il rimanere sempre nella stessa condizione, quella di essere sotto il sole. Tutti i libri sapienziali ci portano nella stessa direzione, che il sapere, il conoscere devono essere finalizzati alla ricerca di una relazione con Dio, che ha determinato una volta per sempre, qui c'è il risultato simbolico, il modo in cui ripristinare un rapporto durevole e appagante, lasciandoci usare come se fossimo una matita nelle sue mani, perché le sue mani sanno disegnare molto bene. Gesù lo ha promesso. Alcuni lo hanno compreso, altri lo hanno condannato solo perché mangiava e beveva con i peccatori. Guardate che Gesù è stato condannato principalmente per questo. Andava a tavola con i peccatori, incontrava i peccatori, incontrava le persone discutibili. Gesù è stato condannato principalmente per queste accuse. E con poche parole però questo Gesù, non guardando le circostanze, ha finalizzato la direzione del nostro sapere, quella ricerca del senso della vita nella relazione con Lui. Matteo capitolo 12. Versetto 38. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Vedete, c'è sempre questa sfida in qualche modo, no? C'è questa provocazione. Ma egli rispose loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, dirà Gesù, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il Figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti, guardate Gesù cosa dirà loro sulla loro provocazione, compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui c'è più che Giona. Ecco come si presenta Gesù. Sono io. L'io sono, conosciuto nell'antico, Yahweh.
Ed ecco qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno, poi fa un altro ragionamento, la regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui, c'è più che Salomone. Caspita. Ed ecco qui, c'è più che Giona. Ed ecco qui, c'è più che Salomone. E mi sono chiesto, ma chi è Gesù per te? Perché questa è la domanda. Chi è Gesù? Se potrà dire che sono più di Giona e più di Salomone. Sono la saggezza che Salomone non ha trovato, ha esplorato e ha sofferto, non ha trovato la risposta ai suoi bisogni se non davanti a Dio. Credo che Salomone, questo è giusto dirlo, o questo sconosciuto predicatore che scrive l'Ecclesiaste, non è detto che sia stato lui, ma racconta di Salomone sicuramente, ci stia dicendo la stessa cosa. La sua indagine sui saggi del passato è un'indagine che è caratterizzata dalla ricerca di una relazione con Dio, perché fuori da quella relazione ogni cosa è vana, anzi possiamo dire vanità delle vanità. Tutto è vanità. Una sintesi. Escludendo Dio, la continua ricerca della saggezza umana non sarà mai soddisfatta e mai soddisfacente, piuttosto dolorosa. Nelle confessioni scritte da Agostino d'Ippona, uno dei padri della Chiesa del 300 d.C., penso che sia nato a metà di quel secolo, è venuto a mancare ai primi del 400, egli pregava con queste parole. Questa è la sua preghiera. Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore, lui dice, è inquieto finché non trova riposo in te. Questa è tutta la sintesi. Sono inquieto finché non trovo riposo in te. Non solo lui dà questa preghiera, ma lo chiede Gesù ai suoi discepoli e in un certo senso lo chiede a tutti noi oggi. Matteo capitolo 11, concludendo, versetto 28, venite a me. Venite a me, non statevene da soli. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Guardate anche la sensibilità, la capacità di capire. Gesù si è incarnato per capire, per conoscere i nostri limiti, le nostre paure, le nostre difficoltà. Voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Il libro dell'Ecclesiaste ha lo scopo di portarci a Cristo più di quanto noi pensiamo. È una perla nell'Antico Testamento che brilla portandoci alla realizzazione dei piani di Dio in Cristo, fornendo un'indagine dettagliata e precisa del vuoto che esiste senza Dio e senza il comandamento del Signore Gesù. L'invito posto nel venire a Lui non è proteso a porre fine alla nostra ricerca o indagine della sapienza, ma la riempie. Questa è la differenza. La riempie con la sua presenza pienamente, perché solo Lui dà riposo all'anima,
per lasciare che quella matita sia utilizzata per scrivere la nostra vita, per disegnarla con la sua compagnia e per realizzare i suoi scopi. Amen. Grazie Riccardo per questa predicazione che sicuramente ha una grande quantità e qualità di insegnamenti, e di conseguenza il mio invito per voi e per me stesso è quello di, magari, visto che loro fanno un grande lavoro, di riascoltarla in settimana, questa volta, magari anche le prossime volte, e magari arrivare al venerdì sera o alle testimonianze della domenica mattina prossima, avendoci ragionato su tutti questi insegnamenti. Sono sicuro che se ci ragioniamo sopra il Signore frutterà, e frutterà tra l'altro a tutti quanti nello stesso modo, quindi vedremo unità in questo. Cantiamo il canto 1000 ragioni. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira, sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. 1000 ragioni ancora troverò. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, e il tempo mio qua giù